Ragazzi, ci troviamo nel comune di Muravera. Vi porto nel regno dei menhir. Il regno dei menhir lo chiamiamo così perché ci ha entusiasmato tantissimo. E ragazzi, un sito da brividi. Da brividi, guardate quanti menhir. Adesso ve li faccio vedere. Non so se mi basta la batteria del stabilizzatore, perché ci troviamo in un sito nuragico, anzi pre-nuragico. Accanto a un sito nuragico al menhir Scalas, in un sito riutilizzato in epoca romana. Queste sono le case romane, le abitazioni. Ma quello che ci colpisce, ragazzi, è il numero dei menhir impressionante. Guardate, un altro qua. Guardate ragazzi, altri due menhir. Incredibile. Un altro menhir, ragazzi. È un sogno. Venite bambini, venite. Non è neanche un sogno. I romani qua hanno riutilizzato parte di questi menhir per costruire le abitazioni. Un altro menhir che era nascosto qua, non l'abbiamo visto. Ragazzi, Guardate, ecco altri menhir, ragazzi. Quest'area è piena di menhir, uno più bello dell'altro. Uno più bello dell'altro. Guardate la classica forma, cioè una parte perfettamente squadrata e la parte posteriore, cioè la schiena del menhir, che è tonda. Bellissimi. Samu, ti piacciono? sì. Fabio? Altri due? Sì, adesso li vedo. Ecco qua la parte piatta del menhir. Bellissimo, bellissimo. Guardate, guardate che bellezza. Che bellezza. Qua veneravano, qua pregavano, qua adoravano. Guardate. Guardate questo. Qui è stato scavato e si vede quanto il menhir va sottoterra. Incredibile, questo è gigantesco, sarà alto 2 metri. Bellissimo. Samu, ce ne sono altri? Altri tre. Incredibile. Altri tre menhir allineati, un allineamento. Siamo allineati verso sud. Oltre questi menhir, oltre quelle colline laggiù c'è il mare. Bellissime. Ragazzi, siamo usciti che c'è parecchio vento, ma per vedere questi posti non ce ne frega niente. Un altro menhir bellissimo, alto circa 1 metro, ma poi se andiamo a vedere sotto risulta anche essere scavato e si allunga, saranno circa 1,5 metri, 2. Incredibile. Ragazzi, è bellissimo qua. Se andate a Costa Rey d'estate a fare il bagno al mare, non potete non venire a visitare questo sito. Altri due, questo è un reportage incredibile, ragazzi. I custodi della memoria, e noi portiamo alla memoria questi siti incredibili. Se ci fosse stato anche Corrado, veramente orgogliosi di portarvi questa testimonianza. Ragazzi, guardate altri menhir. Vieni Mara. Bambini, piano nelle rocce, attenti. Questi sono gli stessi. Guardate, questo potrebbe sembrare il fulcro del sito pre-nuragico, perché ci sono 2 menhir, guardate, 2 menhir, un probabile altare o macina, non lo capisco, con una coppella. Un altro menhir qua, formano una specie di quadrangolo, molto bello, incredibile ragazzi, incredibile. Un labirinto dove la vegetazione Qua. nasconde questi tesori unici. Solo in Sardegna c'è una tale densità di siti archeologici. Ciao amici!